Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo di Olimpiadi, ma lo facciamo attraverso la storia della comunicazione degli sport invernali, che in qualche modo è racchiusa in una collezione che è da visitare anche come prologo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una collezione al Museo Salce proprio di manifesti della raccolta Salce che parlano degli eventi sportivi nel corso degli anni, non solo in Italia ma anche in Europa. E per parlare di questa particolare mostra qui con me ho stamattina Elisabetta Pasqualin, buongiorno e benvenuta, Buongiorno. curatrice e ideatrice insieme, se non sbaglio, a Sergio Campagnolo di questo progetto Magico Inverno, bianche emozioni della collezione Salce. Già il titolo invoglia. Certo, il titolo invoglia perché in realtà è un viaggio in mezzo a tutto ciò che la neve racconta, compresi logicamente partendo proprio dagli sport invernali e da come la neve è rappresentata nelle varie località turistiche. Per cui questo vuole essere un racconto anche di come in realtà è cambiata la percezione stessa dell'inverno nel momento in cui ci si è resi conto che gli sport invernali potevano diventare una risorsa straordinaria, trasformando quello che poteva essere la vita invernale di alcuni paesi che erano veramente, che voleva significare quindi soprattutto povertà, freddo, miseria, invece con la scoperta dello sci automaticamente si trasformano in località turistiche ricettive e quindi lo sci diventa una risorsa importantissima. E quindi la collezione Salce, questo grandissimo museo di cui appunto sono direttore, con i suoi 25.000 manifesti racconta anche la storia dell'inverno, potremmo dire. Per cui si vede i primi sportivi, chiamiamoli così, i A primi che anni uomini, risalgono? e difatti i primi uomini in tenuta da sci sono i manifesti proprio dei primissimi del Novecento. Direi che quello più antico esposto è una locandina di un negozio di Monaco, di una signora femminile quindi, in tenuta da sci, con il famoso pattino norvegese, quindi questi sci lunghi lunghi con un unico bastone molto lungo, alto quasi quanto la persona, insomma. E forse significava che c'erano anche attrezzature perfino per le donne, il fatto che fosse una signora in abito da sci. Però appunto c'è anche un altro manifesto con il nucleo, diciamo, di uomini e donne insieme, gli uomini con l'uomo con gli sci, le donne con lo slittino. E il primo manifesto in cui si vede una figura femminile sugli sci, proprio che sta sciando, è Cortina del 23, in cui si hanno queste immagini bellissime di distese di neve, montagne, sciatori, valli innevate, questa distesa infinita di neve. E da lì poi si snoda tutto il racconto. Ma questi primi sciatori erano sciatori per necessità di movimento o erano sciatori in vacanza che si libravano sulle piste? Beh, i primi ovviamente sono per necessità, però ci sono delle descrizioni quasi di sciatori che sembrano danzare sulla neve, proprio perché nel momento in cui il movimento diventa così sciolto, così naturale, diventa una vera danza. Poi ovviamente si scopre invece, oltre che la necessità, la piacevolezza anche dello sci. Ma qual era il problema? Che le risalite si facevano a piedi, con le pelli, Ski per cui lift. diventava assolutamente faticoso e quindi era, diciamo, elitario non soltanto per i costi, ma anche per la fatica fisica. Bisognava avere la capacità di poter risolvere e affrontare queste enormi fatiche. È chiaro che poi l'avvento dei mezzi di risalita ha cambiato completamente, ha eliminato la fatica e ha lasciato solo la lebbrezza della libertà, della gioia, del volare in alto, di arrivare alle cime in mezzo al cielo senza più legami, senza più fatica. E ci sono manifesti della collezione Salce che documentano questi passaggi, perché lei è il direttore di un museo straordinario dal mio punto di vista. Questi manifesti che sono, lei prima mi diceva, Salce ha intuito la forza della comunicazione visiva, no? Della parola che diventa ermetica, diciamo così, del claim pubblicitario e dell'immagine che poi
è un'immagine grafica all'inizio, più che altro è grafica, no? Quindi una grafica che in qualche modo è anche espressione di un bel disegno, espressione artistica. Certo, infatti all'inizio sono proprio queste immagini che colpiscono, che racchiudono il messaggio in maniera estremamente ermetica, sintetica ed efficace. E la capacità proprio di di questi autori, di questi artisti, io li chiamo, è proprio questa. E quindi viene raccontata anche proprio tutta la storia, nel nostro caso specifico, dello sci e di come alcune località hanno trovato subito la loro esatta declinazione, perché se pensiamo a Cortina c'è una parte dedicata a come Cortina si pone come località turistica invernale, quando decide di avere la doppia stagione, quindi non soltanto essere la località estiva per le vacanze estive, ma anche in inverno. E quindi ecco che appaiono belle donne, che appaiono felici di stare al sole, che si godono proprio, si fanno baciare dal sole in mezzo alle piste, in mezzo alla neve, dove il lettering assume anche un significato anche qui di complementarietà e di importanza fondamentale, nasce insieme al messaggio visivo stesso. Oppure le piste raccontate per gli sciatori, come alcuni manifesti, un manifesto mi viene in mente di Lenarte in cui sono proprio raccontate le piste quasi fosse una carta geografica apposta per gli sciatori. Oppure Che anni ancora, siamo in questi casi che lei ci sta citando? ma dal 30 in poi. Oppure anche i primi grandi alberghi, perché anche questi chiaramente cambiando, diventando una località sciistica elitaria, bisognava anche che ci fosse una qualità ricettiva degna del pubblico che si voleva richiamare. Quindi ecco allora quelle immagini con i grandi alberghi, con gli sciatori che dall'alto contemplano queste bellissime strutture, oppure anche le gare, perché Cortina in realtà ha avuto le prime gare di sci fin dai primi del Novecento, ancora prima di essere italiana, e poi continua a fare campionati internazionali, sportivi. Due Olimpiadi adesso in Poi qualche modo può annoverare. Esatto, in 70 anni abbiamo queste 2 Olimpiadi e una sezione dedicata proprio anche a Cortina 56, perché di fatti non poteva mancare. Quindi a parte i manifesti originali, perché sono tutti originali, ma vincitori del bando di Cortina, quindi 2 manifesti di Bonilario e di Rondinelli, ci sono anche altri manifesti che raccontano le Olimpiadi di Cortina, c'è la torcia olimpica, c'è il video Vertigine Bianca, che è un film bellissimo che racconta proprio tutta l'emozione di quei giochi, soprattutto vedendoli poi coi nostri occhi, cogliamo, da un lato fanno un po', non dico, sembrano un po' naif, fanno un po' tenerezza per il modo di sciare che riconosciamo che però è cambiato totalmente, per gli abbigliamenti, per alcuni gesti un po' goffi, però per le attrezzature che avevano, che però era logico, cioè era quello che c'era all'epoca e ci viene raccontato proprio in modo assolutamente naturale e bellissimo. Ma forse c'era un po' più umanità. Oggi è tutto, vedendo le gare di sci, insomma, e tutte le attività sportive in qualche modo sono diventate impresa in senso sia di risultati, ma impresa anche in senso di attività economica, no? Quindi sembra tutto schedulato, standardizzato, ipertecnologico, quindi un po' raffreddato, no? Dal punto di vista dell'insieme. A parte l'emozione della medaglia, tutto il processo in qualche modo sembra un po' meccanico, non so se è una mia idea. No, difatti è vero, è per quello che guardando questo film ci si rende conto di questo, è per quello che dico, hanno proprio un altro modo totalmente diverso, si coglie molto più naturalezza, molto più spontaneità, molto più partecipazione, emozione, perché è legata proprio a quello che l'essere umano riusciva a fare in quelle condizioni e con quegli strumenti poi. Perché non dimentichiamo che parliamo di 70 anni fa, insomma, per cui i primi sci erano di legno, però veramente abbiamo per esempio in una sezione della mostra abbiamo una parte dedicata allo sport system al distretto di Montebelluna, con la storia di come questo si è sviluppato, e il museo ci ha prestato alcuni pezzi iconici, per cui c'è lo scarpone di Zeno Colò che ha partecipato alle Olimpiadi del 56, oppure lo scarpone scarpa di Lacedelli quando è salito sul K2, che sembra una cosa di pelliccia che, pensando ai mezzi che abbiamo adesso, appunto collegandoci a quello, alle tecniche, a tutti i materiali assolutamente, cioè è veramente un altro mondo, un altro mondo.
esaminare o raccontare, no, un pezzo della storia dell'Italia, dell'Europa, in questo caso legato al Magico Inverno, attraverso i manifesti della collezione Salce. Questi manifesti che poi noi diamo per scontato, come venivano fruiti? Erano affissi lungo le strade? Lei prima parlava anche, no, di un riferimento ad un'elite, quindi il manifesto ha un suo valore promozionale, l'ha sempre avuto, penso anche un po' a Carosello, erano Certo. piccoli cortometraggi fatti in maniera come dei film, ma l'obiettivo finale era quello, no, di attrarre. Ecco, che finalità, come venivano fruiti? Allora, ovviamente il manifesto aveva il compito di creare aspettative, creare illusioni e cercare di avvicinare il pubblico a realizzarle, no? A renderle concrete. E ovviamente dobbiamo pensare che questo tipo di manifesti erano ovviamente tappezzate le strade, quei manifesti venivano utilizzate alle agenzie di viaggio, esistevano ed erano molto numerose ed venivano utilizzate molto per gli spostamenti. Non c'era la rete. Non c'era la rete, non c'era l'auto da internet, ferro. esatto. E quindi anche le stazioni dei treni, per esempio, o gli uffici appunto dove si andava a fare i biglietti, per cui chiaramente c'era una serie di servizi che noi adesso abbiamo del tutto dimenticato perché abbiamo superato in maniera grazie appunto a internet, però erano posti dappertutto, proprio per cercare di bersagliare le persone in qualunque località e in qualunque posto. Per esempio ci sono dei manifesti siccome appunto questo è un viaggio attraverso anche l'Europa, ci sono manifesti per esempio della Germania scritti in italiano, apposta per attrarre un pubblico italiano anche in Germania, oppure manifesti delle Olimpiadi scritti anche nelle lingue straniere, proprio per colpire un po' tutti. C'è proprio uno scambio di questo tipo un po' dappertutto, quindi c'era l'ENIT, questo ente che comunque era delegato proprio, esatto, a rappresentare il turismo italiano all'estero, per cui chiaramente c'era questa diffusione di manifesti un po' dappertutto. Osservandoli oggi, se ne coglie il potere evocativo? Sì. Perché poi alla fine è questo, no? Un potere evocativo, perché anche le strade tappezzate di questi manifesti mai scontati con dei claim studiati fanno parte anche un po' diciamo, dell'arredo urbano e quindi sì, certo. e anche di un patrimonio culturale non indifferente. Sì, difatti, però devo dire che ancora adesso comunicano quello che volevano Sì, appunto infatti. raccontare, perché hanno la capacità di racchiudere in un disegno, potremmo dire, 1000 suggestioni e 1000 stimoli, per cui non ci lasciano indifferenti, perché riusciamo a leggere un po' anche come una cartina al tornasole tutto quello che viene raccontato, che noi adesso possiamo cogliere più di quanto potessero fare gli spettatori dell'epoca, però noi riusciamo anche a cogliere quello che lo spettatore dell'epoca poteva vedere, perché sicuramente sono immagini molto ricche, molto immediate, comunicano molto, veramente una forza, una spontaneità, una capacità, una voglia di identificazione quasi che non lascia indifferenti. Fino a che età arriviamo con i manifesti della collezione Salce, nello specifico quelli che fanno parte di questo percorso del Magico Inverno? Allora, la collezione Salce ovviamente arriva fino a che Nando Salce muore, per cui siamo nel 1962. E quindi sono già molti in quegli ultimi anni manifesti dedicati alla fotografia, per esempio. E la mostra di per sé, l'ultimo manifesto, quello più recente, è quello delle Olimpiadi di Squaw Valley in California, le Olimpiadi invernali nel 1960. È quello più, nel 60, quindi è quello più vicino a noi, e è quello anche più lontano geograficamente. Questo viaggio oltreoceano, l'unica tappa, diciamo, è questa. E sì, quindi i primi anni 60, direi. Quanti manifesti ha raccolto? Adesso, insomma, ne approfitto della sua presenza anche per un po' indagare la figura di Salce. Quanti manifesti ha raccolto nella sua vita e da cosa nasce questa attenzione? Nando Salce ha raccolto... allora, Nando Salce quando lascia con un testamento i manifesti allo Stato, in realtà non sa esattamente quanti ne possiede, pensa di averne circa 15.000.
Poi successivamente invece un'attenta catalogazione ha dimostrato che sono quasi 25.000, quindi sono molti di più di quanto non pensasse Salce. Ma la sua passione in realtà nasce da giovanissimo, perché si racconta, lui stesso lo racconta, forse per creare un po' anche un po' una leggenda, racconta che non ancora diciottenne si innamora nel 1895 di un manifesto di Mataloni, il brevetto a gas Auer, lo vede per la strada, contratta con l'attacchino e per 1 lira se lo porta a casa. E questo è il primo manifesto di questa grandissima collezione. Ma in realtà questo episodio cosa ci vuole comunicare? Che chiaramente Salce non è che fosse digiuno di questo, chiaramente della passione, insomma la sua passione non è che nascesse dal nulla, che si fosse innamorato di questa fanciulla un po' poco vestita che avesse deciso di... Perché in realtà Salce era già ben consapevole di cosa voleva dire il manifesto pubblicitario e di come questo si stava un po' evolvendo in Francia. Questo perché? Perché era aggiornatissimo su ciò che stava scrivendo Vittorio Pica, un critico d'arte che su Emporium raccontava spesso articoli sulla grafica pubblicitaria e aveva letto uno scambio con Matilde Serao sul Mattino di Napoli in cui Pica diceva che finalmente questo manifesto di Mataloni era il primo che poteva essere paragonato a quanto stava succedendo in Francia. Per cui chiaramente immaginiamo l'emozione di Salce che finalmente vede questo manifesto, così questo unicum, e è chiaro che voglia impossessarsene perché logicamente era finalmente l'Italia aveva fatto un salto di qualità. E quindi comunque questo è il primo, si racconta che è il primo, poi abbiamo varie versioni perché ce ne saranno almeno 7-8 esemplari con lo sfondo di un tipo, con lo sfondo di un altro colore, con i fiori, ma comunque questo non importa. E qui inizia la sua collezione, la sua grandissima passione, soprattutto il fatto importante per questa collezione è il fatto che l'artista, anzi il collezionista, abbia potuto dedicare una vita intera a collezionare manifesti. Lui era anche artista, era anche grafico o era solo esperto di comunicazione? Lui era più che altro appassionato di comunicazione e ha creato anche dei manifesti. Ha creato anche un manifesto per una mostra fatta sulla montagna, con 3 M una sopra l'altra, come ad indicare le vette, no? che in realtà non viene valutato come una grande opera pubblicitaria, però si è dilettato anche in questo. E in questo Magico Inverno ci sono anche degli inediti che sono stati anche restaurati, mi pare, no? Sì, ci sono delle opere, ovviamente il manifesto nasce come opera effimera, opera che nasce solo per durare qualche giornata, qualche ora sui muri da fissione delle città, per cui conservarli per così tanto tempo è chiaro che implica una cura e un'attenzione particolare. Ovviamente non sempre tutti sono immediatamente visibili e quindi la volta che si decide di esporli bisogna avere un attimo di cura e un attimo di attenzione. Per cui alcuni di questi sì sono stati restaurati, sia alcuni che riguardano alcuni paesi stranieri, come per esempio la Romania o anche paesi che non esistono più come la Jugoslavia, oppure alcuni interventi così di conservazione, magari su un depero degli anni 50 che non è molto conosciuto, non è facilmente riconoscibile perché non c'è quello slancio futurista che noi siamo abituati a vedere e considerare nei suoi manifesti, però è un manifesto che è esposto e che merita di essere osservato con attenzione, anche perché non è di immediato, non ha l'immediatezza che ci aspettiamo da un linguaggio pubblicitario. Però nella mostra Un Magico Inverno, leggevo qui nelle note, praticamente voi andate oltre, no, i manifesti di Salce, lo ha detto anche poc'anzi, perché insomma, si fa un po' la storia anche delle Olimpiadi, data l'occasione, e c'è una sezione dedicata anche a Marco Balic, che sappiamo che ha firmato le più belle, se vogliamo, da Torino, ma anche, se non sbaglio, le ultime di Pechino. Ed è anche colui, credo, che preparerà la cerimonia di apertura a Milano. Sì. Ecco, c'è un percorso anche dedicato a Marco Balic, tra l'altro veneziano, anche se milanese d'adozione. No, difatti non poteva mancare il collegamento con le Olimpiadi 2026, per cui ovviamente una sala è dedicata proprio
a queste Olimpiadi, per cui da Marco Balic abbiamo chiesto se era possibile avere delle immagini strepitose di queste Olimpiadi, ovviamente solo invernali, per cui abbiamo appunto quelle di Torino, quelle di Sochi e quelle di Pechino del 22, quindi dove già appare la scritta, quello che è un po' così, un po' per qualcuno mi diceva come? Perché appare già la scritta Milano Cortina 2026, per cui sembra che siano quelle attuali, invece dopo una grandissima Italia ci sono queste immagini. E quindi non poteva mancare l'imprinting di Balic, visto che appunto ce l'abbiamo, presenterà, sarà anche quest'anno, insomma, protagonista delle Olimpiadi 2026. E accanto a lui abbiamo anche chiesto alla Fondazione Milano Cortina di poter esporre i 10 manifesti che hanno vinto il bando di concorso, per 5 per le Olimpiadi e 5 per le Paralimpiadi. E quindi accanto, di fronte a quelle fotografie di Balic, abbiamo anche questi 10 manifesti delle Olimpiadi di quest'anno. Quindi un legame, un filo rosso che lega idealmente la Cortina 56 a Milano Cortina 2026. Avete anche Tina e Milo? Le due mascotte delle Olimpiadi? No, quelle no, però abbiamo delle mascotte di alcune Olimpiadi precedenti. Abbiamo quelle della mascotte di Vancouver, di Sochi e di Salt di Squaw Valley. Sempre quelle invernali, mascotta autentica originale delle Olimpiadi invernali, sì. Poi c'è un riferimento che viene automatico, chi ha vissuto gli anni 80, cortina dei viaggi di Natale, no? Cortina emblematica in questi film di Boldi, De Sica, certo. che indubbiamente anche questi hanno fatto un po' la storia, no? La storia dei Commenda che vanno a Cortina per il Natale. E non poteva infatti mancare nemmeno questo, sia come omaggio a Renato Casaro, mancato purtroppo da poco, sia proprio a conclusione, diciamo, del percorso, in quanto per far vedere come anche il cinema ha voluto utilizzare gli sfondi natalizi e di neve proprio per dei film che hanno avuto sempre enormi successi, per cui c'è il bozzetto originale di Vacanze di Natale di Renato Casaro, che chiude un po' la sezione della mostra e accompagna verso quella che è la sala Casaro che noi abbiamo perennemente aperta con le opere dei bozzetti originali di Casaro stesso, e quindi è un po' un accompagnamento al proseguio della mostra stessa. E ci sarà una sezione che sarà riempita durante e dopo le Olimpiadi Milano Cortina 2026? In che senso riempita? Che magari una prospettiva, un domani, di un nuovo percorso che prevede anche questa pagina che si deve ancora scrivere in qualche modo. Ma perché no? Può essere, non possiamo mai dire mai. E ci sono ancora nel mondo della comunicazione artisti o pubblicitari, grafici che si esprimono attraverso il manifesto in un momento di grande trionfo dell'intelligenza artificiale, che ritrovano il gusto magari del segno fatto con la matita? Sì, ce ne sono, assolutamente sì, però ovviamente è cambiato il modo, il messaggio che il manifesto vuole portare. Ce ne sono e sono anche molto bravi, nel senso che non voglio far nomi per non, diciamo, per fare torto a qualcuno. Esatto, però sono sempre manifesti commissionati per motivi particolari che però sono più opere d'arte sì, o per accompagnare delle opere, magari delle opere liriche, nel senso magari un campo più musicale di opera lirica, oppure un campo più di esercizi locali, però che vogliono abbellire il proprio interno. Quindi espressioni più artistiche, meno popolari, diciamo, esatto, meno assolutamente popolari. Meno popolari, questo sì. Però certo. sarebbe auspicabile ce ne un sono ritorno ancora. al manifesto popolare, che non sia l'indicazione dell'offerta del supermercato, che anche quella ha più che dignità. No, è vero, però vedo che la fotografia ormai e l'intelligenza artificiale ormai hanno il sopravvento su tutto, per cui proprio... Vabbè, ma noi... Però non si sa mai, anche diciamo, la contaminazione, certo. no? Studiando la storia,
la contaminazione è sempre stata la carta È vincente. vero, certamente, sì. Bene, io ringrazio Elisabetta Pasqualin, insomma un magico inverno, bianche emozioni dalla collezione Salce, il Museo Nazionale Salce, una collezione da vedere fino a quando resta aperta? Fino al 29 marzo. Le aperture sono dal venerdì alla domenica, però per gruppi di più di 5 persone basta scrivere una mail e apriamo in qualunque momento. Quindi fino al 29 marzo, quindi c'è anche il tempo di partecipare come spettatori alle Olimpiadi di Cortina 2026 e magari portare poi un contributo facendo un viaggio a ritroso attraverso gli sport invernali dall'inizio del Novecento fino a quasi i giorni nostri. Ringrazio Elisabetta Pasqualini, ringrazio anche voi per averci seguito questa mattina. Torniamo domani mattina, 7 in punto, ogni giorno. Grazie, arrivederci.